Sulla situazione del carcere Petrusa interviene questa volta in una nota stampa la UIL di Agrigento. Per mezzo dei rappresentanti Acquisto Bellie Speziali affermano che le condizioni del carcere Petrusa bisogna intervenire subito. La situazione è al limite del sopportabile. Il Ministero della Giustizia impegna urgentemente fondi e mezzi a sostegno della Polizia Penitenziaria. Dopo l'esame congiunto svoltosi in data odierna con la direzione del carcere agrigentino, si riscontrano parecchie criticità e innumerevoli problematiche che interessano l'attività di polizia e l'attuale sovraffollamento che insiste presso la struttura carceraria di Agrigento. I tre sindacalisti affermano che la situazione purtroppo rimane invariata per ciò che concerne la vivibilità, i servizi e la considerevole carenza di personale della Polizia Penitenziaria di Agrigento. Tutto ciò si riverbera negativamente sull'intera attività del personale di polizia, che per garantire sicurezza e operatività ha bisogno di nuovi strumenti tecnologici e interventi a sostegno della struttura carceraria. Inoltre, affermano i rappresentanti della UIL, è necessario un ammodernamento della struttura con sistemi di sicurezza più adeguati e una più specifica videosorveglianza con sistemi di protezione della struttura. Sarebbe così consentito un recupero di risorse umane da impiegare in attività di controllo e prevenzione nella movimentazione giornaliera dell'utenza detentiva. In una struttura vecchia di 30 anni, la mancanza di risorse umane e finanziarie rende quasi impossibile l'esecuzione e lo svolgimento di un servizio capillare da parte degli stessi operatori di polizia. Per questo i tre sindacalisti chiedono ancora una volta al Ministero della Giustizia, al DAP e alle istituzioni presenti sul territorio l'urgenza di adeguare la struttura penitenziaria di Agrigento, di dotare di mezzi e strumenti il personale, garantendo un grado di sicurezza più elevato che restituisca dignità ai lavoratori a garanzia dei diritti soggettivi loro spettanti. Urge per i sindacalisti della UIL far uscire da questa crisi l'intero sistema carcerario agrigentino, così come rilevato mesi addietro dalla Corte d'Appello di Palermo. Tra l'altro, come è noto, il problema del sovraffollamento carcerario nel nostro paese e il mancato rispetto delle direttive comunitarie hanno comportato negli anni condanne pecuniarie al governo nazionale e gravi danni al sistema tutto. La UIL pertanto chiede che si apra urgentemente un tavolo di trattativa per superare le criticità rilevate, riservandosi eventuali altre azioni a sostegno di tutto il personale.